Queste qua sono diciamo, questa è la taglia alla quale noi, come in tutte le fasi, facciamo una selezione e separiamo quelle che sono ancora piccole di una taglia ritenuta ancora vulnerabile dalla taglia che diciamo la taglia alla quale diciamo sono più robuste e diciamo è la fase alla quale noi poi le portiamo in allevamento e riusciamo a concludere appunto il ciclo di produzione. Queste quanto sono di grandezza? Allora, questi diciamo sono all'incirca, diciamo, possiamo stimare un 15-16 mm di lunghezza, mentre queste ad esempio sono intorno ai 5-6 mm di lunghezza e devono essere reimmesse nelle strutture di preingrasso, come dicevamo, di svezzamento. Queste sono delle sorte di reti invece quelle che vediamo lì? Sì, è una tecnica che viene comunemente chiamata internazionalmente lanternet, o lanterne. Sono fatte diciamo, in maniera diversa, ogni azienda diciamo, adotta il metodo che ritiene più opportuno e nel caso nostro sono delle terrazze di rete nelle quali appunto gli animali vengono messi per un periodo finché raggiungono un'ulteriore taglia adeguata alla fase successiva. Come dicevo, le fasi di svezzamento sono diverse. Si parte da animali, come dicevo, da qualche milione al chilo fino ad arrivare a una taglia di fine svezzamento di 500-800 animali per chilo per essere immessi appunto nell'allevamento.